scogli, Ponchianci, non cerca la sua madre. Amici di Poca Nostra Channel, buon pomeriggio, bentornati ai nostri video legati alla poesia, all'arte. Io sono Alessandro Vampinella e quest'oggi vi introduco al primo recital di poesie intitolato Estate in Poesia, organizzato dal poeta palermitano Antonino Causi. Quest'oggi ci sono ospiti 4 poeti d'eccezione, tra cui anche Antonino Causi. Vedremo Nino Barone, Adele Catalano e Mimma Raspanti che declameranno le loro poesie. Vi ricordo che i libri di alcuni di questi poeti, tra cui Adele Catalano e Mimma Raspanti, potete trovarli anche nella nostra vetrina del sito www.edizionidrepanum.it, e vi ricordo che potete seguire naturalmente i lavori del nostro amico Antonino Causi sul suo blog cercando su Google Tony Poet, il suo blog ufficiale, dove appunto è una specie di diario di viaggio di tutto quello che va a fare, tutto quello che va a realizzare il nostro amico Tonino. E quindi lo ringraziamo per l'ospitalità in questa splendida location di questa villa di Salemi. Speriamo che ci siano altre opportunità per essere qui tutti insieme, magari anche in maniera maggiore, e vi do appuntamento ai prossimi video. Antonino, spiegaci un po' come la genesi di questo primo recital qui a Salemi. Allora, si tratta di una prima edizione di questo evento che si intitola Estate in Poesia e vuole essere un momento di unione fra poesia e cordialità, quindi fare in modo che la poesia sia non una cosa molto fredda, così discostante, ma un motivo anche di unione, sicuramente di partecipazione e soprattutto si vuole creare quell'atmosfera di magia che solo la poesia può fare. Benissimo, ok, ti ringraziamo. Ospiti di questo recital di poesie organizzato da Antonino Causi abbiamo una delle partecipanti, cioè la poetessa alcamese Mimma Raspanti, che ormai da più di un anno ha pubblicato la sua prima silloge intitolata A metà della vita. Tra l'altro Mimma è anche una fine poetessa. Mimma, volevo domandarti qual è la tua impressione rispetto a questo recital organizzato in questa splendida location di questa villa qui nella ridente Salemi? Una bella impressione sicuramente. Sono contenta di essere stata invitata da Tony, è stato molto gentile a ricordarsi di me, un motivo per incontrare degli amici all'insegna della poesia. E basta. Benissimo. Avremo sicuramente più avanti l'occasione di avere anche Mimma per un'intervista un po' più dilatata, naturalmente nell'angolo dell'artista, però la ringraziamo per il suo commento per quest'oggi e diamo appuntamento alla prossima volta. E un'altra ospite di questo recital è la poetessa Adele Catalano. È un po' difficile intervistarla perché si tratta di mia moglie, quindi però cerchiamo di mantenere il livello professionale. Adele, cosa pensi di questo recital? Che impressione hai avuto di questo primo recital organizzato dal tuo amico, dal nostro amico Antonino Causi? Poco fa l'avevo più o meno accennato, è bello il posto, è caratteristico, la natura, io poi adoro la natura, quindi ritrovarsi immersi nella natura per un poeta secondo me è il massimo, e questo grazie appunto a Tony, anzi dico sempre Antonino, ma Antonino o Tony preferisci? Ecco. Ok. Benissimo. Niente, grazie a Tony, insomma, sono contenta, anche perché dopo una settimana di ufficio chiusa dentro 4 mura, trovarsi qui all'aperto, insomma, è bello. Benissimo, ringraziamo Adele per questa breve battuta. Sicuramente in futuro avremo la possibilità di averla ospite per parlare appunto del suo lavoro poetico, sempre nel nostro angolo dell'artista. Mentre la ringraziamo e al prossimo appuntamento con Adele. Ringrazio per aver accettato l'invito. Quello che andremo a iniziare è il primo recital di poesia in lingua italiana e siciliana. Il titolo è Estate in Poesia e abbiamo poeti palermitano, ci sono solo io in questo caso, e poeti trapanesi. È una prima edizione, lo scopo dell'evento è quello di coniugare la magia della poesia italiana e quella siciliana in un clima di cordialità e autentica amicizia.
Allora, iniziamo con il primo autore. Il primo autore è nato ad Erice Casasanta, ma vive a Trapani ed è un attivista nella celebre processione dei misteri che si svolge il venerdì santo a Trapani. Ha pubblicato diverse raccolte poetiche in siciliano e antologiche, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Ha esordito con la silloge Astratuzza. Ultima sua pubblicazione, L'Etimo della festa. È fondatore del periodico bimestrale di cultura e poesia dal titolo Epoca Nostra, è editore della casa editrice De Pranum. Signore e signori, Nino Barone. Io mi faccio portavoce, Antonino, penso di parlare a nome di tutti. Siamo noi a ringraziarti per l'ospitalità, per averci invitato qui a casa tua, in questa meravigliosa terra di Sicilia. E niente, quindi speriamo che ci può essere poi un seguito a questo appuntamento. Potrebbe essere un appuntamento estivo di ogni anno. Ecco, sarebbe una bellissima idea, perché dico sempre di questi momenti non devono mai mancare tra amici che condividono la passione per la poesia. Niente, io a questo punto non devo recitare qualche poesia, però questo io lo metto da parte perché mi dà un po' fastidio. Niente, io recito quelle che so a memoria, però prima di recitare le mie poesie, io solitamente quando mi invitano in qualche posto a declamare qualche poesia, io recito prima della mia poesia un pezzetto di poesia di un autore che non c'è più. In questo caso vi voglio recitare un pezzetto di una poesia di un poeta castellammarese, Vincenzo Ancona, che non c'è più, un poeta di Castellammare ma che per tanti anni è stato in America, uno di quelli che ha portato la Siculish anche qui in mezzo a noi. Questo a un certo punto scrive: «Avi 4 anni che finiu la terra e ancora ripeti tu casi parra. L'America con tutta l'Inghilterra va pura di furmentu manna sbarra e lu furmentu si portà all'ammasso. Ci sunno 100 cani su pronosso e certe nappero lo spasso, pinnautri lo petitto e grosso, che era moleti a ghire alle elezioni, crirenno che ne ravano lo pane, invece ne scalaro la razione, ne trattano più tende delle cane». Questo è un pezzetto di una poesia che è molto più lunga, diciamo, di Vincenzo Ancona, che la recito sempre perché mi sembra di vivere di nuovo questi momenti, cioè a me questa poesia per me è attuale, e quindi rispecchia molto il periodo che stiamo vivendo anche politico e sociale. E allora passiamo alla seconda artista. È un'artista trapanese, appassionata d'arte, sin da piccola adorava disegnare. Nell'adolescenza, in simbiosi con i suoi quadri, sono nate le prime poesie. Premiata in vari concorsi letterari, ha pubblicato la silloge L'Ape Adele, mi voglio raccontare. Signore e signori, Adele Catalano. C'è il microfono. Non è... Va bene. non c'è... No, non c'è problema, non c'è bisogno di terminare. Allora, posso? Prego. Intanto salve a tutti. Poi devo dire pure, questo è un posto meraviglioso, giustamente all'aperta campagna, ti stimola... Scusa. Questo di qua. È un po' più forte. Insomma, stavo dicendo, stimola ancora di più il poeta rispetto alla città, ecco, la campagna nutre di più rispetto alla città. Allora, che poesia? Posso dire una poesia d'amore? Si intitola Incanto e fa parte appunto di questo mio primo libro. È un inganno, è la vita,
è un amore, un incanto, un giardino, una rosa, un dolore, una spina nel cuore. Sono petali le tue labbra, gocce di rugiada le tue parole, schegge di fuoco e passione che brucia, sono sensi intrecciati, bugie d'amore, bugie di vita. Grazie. Un'altra poesia si intitola Passo, questa però è nuova, non fa parte, è inedita, non fa parte del libro. Allora, passo, dopo passo cammino, poi mi blocco e torno indietro. Inciampo su quel sasso, dalle curve strane, quello lì, indefinito blocco. Che disastro! Lo passo o non lo passo? Ci penso, poi decido e ripasso su quel sasso. O forse era un masso del mio destino nudo, delle più calde estati spogliato. Ricordo adesso è il fato contorto e aggrovigliato, e in quel punto lì qualche anno fa l'avevo abbandonato. Ma passo, bloccarmi non posso, verso un'altra estate cammino, passo dopo passo. Grazie. Non so, un dialetto posso... infatti, l'italiano è il mio stagno, proprio ci sbazzo benissimo, anche in siciliano. Allora, siciliano, io l'adoro tantissimo, questa poesia appunto d'amore, un amore non corrisposto, si chiama appunto Cannila e o Pappagiuni. Sì, Pappagiuni, sì, tirissi chi sì Pappagiuni, mi ferri sempre in tunno, sempre, chi quando t'italio, si sapissi, mi piglio giulio, che fari chiai, ricca e ridà, risupra e risutta, tanto che mi fa male a testa, te ne stai sempre a cianco a mia, sempre, giorno e notti, notti e giorno, tanto con naio chiù riposo, che Pappagiuni, t'avvicini, ma poi quando parattia t'allontani, custi aluzzi senza fare scruscio tu mi lassi, ca dincia sto stanzino sogno sconsolata e oscuro t'aspetto sempre per tutta la mia vita, sempre l'amore meo iardi come un miccio di sta cannila, mi consumo a lento e come la cira squaglio, menci pittia a brucio. Ora è la volta di un'altra autrice, anch'essa molto stimata nel campo della poesia italiana e siciliana. Viene da Alcamo, è stata premiata in molti concorsi di poesia, sia per le sue liriche in siciliano e in lingua italiana. La sua ultima raccolta poetica è A metà della strada. A voi Mima Raspanti, della vita, scusami, della vita. No, perché purtroppo il libro non l'avevo con me, quindi ho peccato di memoria, diciamo. Prego a te. Spero di ricordarmela. Allora, ne recito una in dialetto siciliano. Ho cominciato da poco, mi piace moltissimo scrivere in dialetto, faccio le rime, purtroppo. Non la dobbiamo condannare. Amo la rima. E allora, lo babbalucio saggio. Lo babbalucio, lo sai, cammina lento.
parissi non arrivare mai, ci pia co vento. Avanti chi si smuove e s'arrimina, squaglia lo giorno e mezza si ritira. Ma come, non ti vedi disfasare, tutti correndo, tu solo a camminare? Rispondi questa gizza lo vavuso. Io pare che non percio, ma aracio ti spertuso. Dico, non pensi che camminando a lento mi goro cielo, a terra e tutte le sue cose? Taglio lo sole e vio se contento. Mi lascio un profumare delle rose. Mi suso presto, mi goro la mattina, ricorda poi mi bagno d'acquazzina. Mi sento a rifrescare la miruggia, viri sta terra, sun ti pare beggia. Ma tu, che corri sempre, non aggiri, lasciate è sempre chiggia, o vuoi capire. Uno che corre, alle picca di tagliare, si perde e passa lo tempo a civoliare. Ascolta mia, tu da caputunente, tu che correndo vai, la vita non la senti. Fermati d'anticchia e poi sospira, lasciata è lunga, ma presto viene la sera. Grazie. Un'altra? Altre due? Allora, un'altra sempre in dialetto. Perché mi piacciono in dialetto, non ci posso... E allora, la verità non è assoluta. Di verità la gente fa benditta e mi ci metto pure un tasto conto. Penso come tanti da Villa Zacchetta e d'ogni Arenzia allo me torna conto. Mi pare sempre di avere ragione, non che ammette di stare sbagliando. Di verità mi sentiamo padrone, lo torto è sempre allo lato d'un danno. La verità invece è sempre di casa, d'ogni lasciata si sparte a metà. D'ogni caida t'abbraccia e ti vasa, si ti vesti di grande umiltà. E chi su consiglia la mensa saggizza? Mi piglia per un braccio e mi porta fuori. Viri mi dici che grande bellezza, capisci mi allampo e da mensa palora. Tagliando soli com'è, fa gustiare, non dura amori picchi cala e mori. Tramunta pittia e ti scura lo cuore, ma riri a chi non ne fa aggiornare. La vera verità la sa il cielo, all'uomo non è dato di ciatare, calarisi ogni tanto no pizzelo, tenendosi ragioni è un pipitare. Me ne posso andare? No, dai. Un'altra Te ne tocca un'altra. in italiano? Quella che vuoi. In italiano e lingua siciliana. Come vuoi? In italiano. Speriamo che arrivo. Allora, tra anima e corpo. Se anima e corpo andassero a passo, penserei a rinascere, non starei qui a patire per due vite distanti. Alla fine dei giorni baruffano, si scontrano quasi. Perché, anima mia, tu non sfiorisci? Perché assieme alla mia carne non continua il tuo incedere? Lei si consuma, non aspetta nemmeno a premura, e tu soffi ancora la tua essenza immortale sulle mie ossa fradice di tempo. La tua indole giocosa altresì vola, ha la fregola del fare, stimolata, eccitata dal tuo essere eterno. La tua voglia scalpita come l'agire di un fagiolo imberbe. Attenua il tuo impeto, smorza la tua foga, non ti segue il mio corpo, è ormai stanco. Maledetta vecchiezza, che tormenti, calpesti i miei sogni, i miei svaghi, i miei amori, ed un limite poni ad ogni mio volere. Aggrovigliati pure all'anima mia, corpo mortale, contagiala tutta, fanne una spugna di mare che assorba i suoi affanni, così che si plachi il suo moto perenne. Cerco riposo, solo la notte eclissa i due mondi, li rendo un tutt'uno del riposo del sonno. Un connubio di pace io cerco, tra te, anima e corpo, tra me e la vita. E allora, era previsto anche la partecipazione di
Antonio Sindona, ma purtroppo per motivi personali non è qui presente. Allora, ultimo, diciamo, padrone di casa, recito io con le mie poesie in italiano. Allora, vado con la prima, Il silenzio della luna. Arguti pensieri scivolano dalla mia mente verso briosi momenti di libertà e pace. In questa sera d'estate la luna saccheggia e modella la nostra anima, affidandola ad un silenzio appagante e rinvigorito. Tutto tace, è estasi, è la stagione dell'amore. La seconda, una preghiera. Quando tutto ci sfugge via e in preda ad una frenesia, cerchiamo il conforto sia di giorno che di sera, imploriamo una preghiera. Essa ci libera, ci fa sentire pacati e rinfrancati, è sostanza di fede e spirito, nell'aridità di un corpo impoverito. E poi l'ultima, cuore migrante. Cuore migrante, lontano, in cerca di fortuna, triste, con l'alito rotto. Errante, affido il mio cuore migrante ad una terra straniera. Non so cosa supplirà l'eremo della mia anima. Per un pezzo di pane e di libertà il mio corpo si offre ai disincanti e alle lusinghe di una terra avara e per nulla regale. Così, come un bimbo curioso e ingenuo e desioso, frugo fra questi rovi, dolci e amari, la mia terra promessa. E allora, si conclude qua questo spazio dedicato alla poesia in lingua italiana e siciliana. Io vi ringrazio tutti. Come diceva l'amico Nino Barone, speriamo che possa essere un inizio di una lunga serie, soprattutto per incontrarci noi poeti anche e diciamo cogliere gli aspetti e la magia che solo la poesia può dare. Abbiamo fatto una locandina, comunque vorrei ognuno di voi, perché mi sono dimenticato, ognuno di voi devo dare questa locandina, quindi io chiamo a venire Nino Barone, Adele Catalano. Sì. Mia moglie mi aiuta a distribuire le locandine. Allora, questa locandina raffigura, intanto chiamo pure Mimma Raspanti. A te. Grazie. Allora, questa locandina raffigura praticamente un quadro di Charles Edward Perugini, La lettura, considerando che abbiamo fatto poesia. Questo quadro si ispira proprio a una donna che legge assorta nella lettura e così a considerare la poesia come che ci trascina e ci porta verso luoghi così misteriosi, senza sapere la destinazione. Ho voluto proprio prenderla ad esempio e quindi metterla in locandina. Allora, vado con Nino Barone, la locandina. Grazie. E Adele Catalano. Grazie. Mimma Raspanti. Grazie. Questa me la tengo io. Per Antonio Sindona gliela faremo avere. Va bene. Allora, un Grazie a te. appuntamento. Grazie a voi per aver partecipato e per aver creato questi momenti di pura poesia. Speriamo, ci vediamo il prossimo anno e grazie a tutti voi. A Arrivederci. posto.